Questo è il Covid Point di Altivole che si è aperto stamattina, funziona dalle 7 alle 19, dalle 7 alle 12 sono under 18, quindi i bambini, over 18 il pomeriggio fondamentalmente. Le persone arrivano con le macchine, c'è un'accettazione e poi si recano qui, viene fatto il tampone, se ne vanno subito. Se è positivo vengono chiamati per dire che il tampone è positivo, quindi devono fare il secondo tampone il giorno dopo e basta, altrimenti ritirano il referto normalmente come ritiro il referto in laboratorio. L'afflusso come fa? L'afflusso stamattina è bello fluido, qui ad Altivole saranno arrivate un centinaio di macchine, adesso che sono intorno alle 11:30, 100-110 tamponi effettuati. Teniamo presente che per questa settimana c'è il doppio canale, nel senso che i bambini si possono recare anche all'ospedale di Castelfranco per fare il tampone solo per questa settimana, mentre gli adulti il punto è aperto qui, esclusivamente qui al pomeriggio. Quindi che tempi di attesa hanno? Oggi per esempio i tempi di attesa sono proprio limitati, massimo un quarto d'ora, proprio se gli vanno male, perché tutto dipende dall'afflusso che c'è. Oggi l'afflusso era veramente abbastanza limitato, quindi tutto sommato è andato bene e va bene, insomma come prima giornata va benissimo così. Il risultato del tampone dopo quanto viene? Il risultato del tampone, se è positivo, il tampone è quello rapido, viene telefonato in giornata per dire che è positivo. Se invece è negativo, diciamo, trovano il referto sul sito dell'azienda, quindi sul laboratorio, massimo entro 48 ore.